Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook. In questa puntata non poteva mancare il rettore dell'Università di Padova perché ha concluso il suo mandato, è ancora in carica per altri 3 mesi, però praticamente c'è già la sua o il suo successore e quindi ne parleremo di un bilancio di 6 anni a un'università prestigiosa come quella padovana. Avete già capito, l'ospite di questa sera è il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto. Buonasera. Buonasera. Come va? Bene. Tutto bene? Molto bene. Avevo bello rilassato, finito questo incarico, quasi finito. Quasi insomma. finito. Mettiamo quasi finito, via così. Sì. Com'è stata? E dispiace dopo 6 anni? È stata un'esperienza bellissima. Esperienza straordinaria. Quando uno entra nella carica di direttore sente subito la responsabilità. Senta, le faccio poi domande un po' curiose prima di andare poi nel concreto della trasmissione. Avrebbe mai pensato di diventare rettore di università da quando era ragazzo? No. Non ho mai pensato. No, ma anche per buona parte della mia carriera devo dire che non ci pensavo. E poi come mai è arrivata questa? È stata una cosa che qualcuno le ha suggerito? Ha detto, beh, voglio anch'io diventare rettore di un'università prestigiosa. Guarda, ci sono 2 elementi credo importanti. Il primo è il senso di appartenenza. È la tua università, ti senti di essere parte di una grande storia e vuoi esserlo in pieno. E la seconda, io faccio lo scienziato, l'idea che uno scienziato si cimenti non solo con i suoi esperimenti, il suo laboratorio, ma anche si prenda la responsabilità della gestione collettiva, credo che sia un segno importante da dare all'università e fuori dall'università. Quindi quando poi qualche collega come ha detto lei, ma tu perché non ci pensi? Io ci ho pensato e così. Ecco, da professore universitario a rettore dell'università cosa cambia? Che passaggio cambia? Sentirsi il numero 1 dell'università che ovviamente ha in mano per 6 anni quello che debba succedere nell'università stessa. Che responsabilità è? È una grande responsabilità, però sa, se uno guarda la propria carriera è fatta di passaggi verso una managerialità sempre maggiore. Quando sei ragazzo fai tu gli esperimenti con le tue mani, poi se vuoi ottenere più risultati bisogna che tu coordini un gruppo di ricerca, che quindi hai la responsabilità di assegnare la funzione, seguire, vedere che tutto succeda correttamente. Perdi un po' la gioia di fare con le tue mani, ma hai una capacità di realizzazione maggiore. Ecco, passando al governo dell'intera università fai un salto ulteriore, quindi la tua soddisfazione è vedere che tutta l'università in cui credi riesce a ottenere risultati sempre maggiori. Ho falsato un po', di solito queste domande si fanno al termine di questa puntata, invece le anticipo un po' il termine e gliene farò delle altre. Quando è stato eletto ha dormito alla notte subito dopo oppure è stato un paio di notti sveglio? Quando è stato eletto rettore, Guardi, io ho la rettore. Fortuna che dormo sempre. Ha proprio dormito comunque? Sì, ho dormito, Ma dentro di sé questo non ha non detto... toglie che non sia preoccupato, no, che non sia in alcuni momenti ansioso, ma fortunatamente quando mi corico torniamo un po' indietro, ma quando è stato eletto rettore tra sé si è detto mamma mia che bello, sono contento davvero Rosario, finalmente sono arrivato dove ho voluto, cioè era orgoglioso di se stesso. Cosa ha pensato in quel momento lei, la sua famiglia, quelli che le erano vicino e che lei conosce e che le sono vicino? Guardi, c'è un momento indubbio di soddisfazione, il rettore viene eletto, il rettore condivide con centinaia di persone il progetto, il programma, anche la competizione elettorale, quindi come in una qualsiasi competizione, come in una qualsiasi ricerca di un risultato, quando lo ottieni non c'è dubbio che per te e le persone che ti hanno sostenuto, che hanno una certa visione di università, è un momento di grande soddisfazione, un momento di festa, un momento di allegria. Un minuto dopo inizia quello che dico. Poi andremo a parlare del minuto dopo. Il minuto dopo dice, vediamo adesso di essere all'altezza di questa responsabilità. Cos'è cambiato in Rosario Rizzuto da prima a dopo? Adesso che dopo 6 anni si può fare un bilancio, insomma, cos'è cambiato in lei? È sempre rimasto lo stesso oppure per forza di cose è cambiato qualcosa?
Io credo di essere rimasto sempre lo stesso. È chiaro che ho dedicato 6 anni molto intensi della mia vita a questo incarico, questo non c'è dubbio. Che le ha permesso anche di avere conoscenze importanti, di avere rapporti importanti. Sicuramente, che mi ha permesso non solo di avere conoscenze importanti, ma anche di vedere in profondità il nostro tessuto territoriale, ma anche le relazioni nazionali. Noi siamo una grande università, siamo una delle più grandi università del Paese, quindi siamo un'istituzione che viene guardata, che viene apprezzata e con la quale ci sono rapporti di collaborazione, di interlocuzione istituzionale, accademica, e tu devi essere all'altezza di questo. Senta, poi le voci Rizzuto si candida a sindaco, poi mi sembra le abbia smentito. Non ci ho mai pensato. Ecco. Però una cosa ho sentito, mi dica se mi è giunta all'orecchio, a Rizzuto piacerebbe fare il ministro dell'istruzione. È una cavolata che ho sentito io. C'è un carissimo amico, tra l'altro, il ministro dell'istruzione, che è stato il rettore a Ferrara quando io ero a Ferrara, il rettore era Patrizio Bianchi, di cui sono amico personale, lo fa benissimo, quindi proprio... No, ma non le piacerebbe un giorno diventare ministro dell'istruzione? Guardi, non ci ho mai pensato. No, francamente io credo che ognuno di noi non deve andare in cerca di una responsabilità, deve mettersi a disposizione della propria istituzione. La mia istituzione è l'Università di Padova, quindi io torno a essere professore dell'Università di Padova con grande orgoglio. Però è bello, perché quando credo qualcuno le dà queste possibilità, vuol dire che lei è un uomo di capacità, di valori. Io infatti le colgo come di valori, cioè è anche molto apprezzato, quindi vuol dire che sotto un certo aspetto sono anche piacevoli. Insomma, se uno dice no, lei non può fare niente, invece lei può fare il ministro di istruzione, vuol dire che ha lavorato bene e dove ha lavorato. Ho ricevuto molti attestati di stima che, devo dire, sono alla fine il risultato più importante di 6 anni di impegno. La soddisfazione di vedere realizzate alcune idee nella quale avevo creduto e per il quale tutti insieme con l'università ci siamo impegnati, e vedere che questo è stato molto apprezzato dentro l'università e fuori dall'università da tante persone. Questo è il premio più grande all'impegno, un premio intangibile, lei dirà. Intangibile, ma di grandissimo valore. Va bene, abbiamo fatto un po' di cappello a tutta questa bella storia che lei sta vivendo, poi al termine le farò ovviamente in merito altre domande. Però prima andiamo a vedere un servizio, un bilancio di questi 6 anni del magnifico rettore Rosario Rizzuto. Vediamolo in questo servizio. Gli obiettivi di inizio mandato sono stati per gran parte rispettati, ma quel che è più importante è che negli ultimi anni l'Università di Padova abbia saputo reagire, farsi trovare pronta e soprattutto vincere la più grande sfida alla quale sia mai stata messa di fronte, la pandemia. Tracciare un bilancio didattico, accademico e umano dell'ultimo sessennio non può trascendere da questa considerazione, ma ci arriveremo. Nel momento della sua elezione a rettore del Bo, Rosario Rizzuto promise di coniugare 2 aspetti: essere luogo di scienza e cultura, autorevole e riconosciuto a livello internazionale, e agire da istituzione, vivendo nel territorio e col territorio di appartenenza. L'offerta didattica, sempre più ampia, ha garantito in questi anni che l'Università di Padova potesse fregiarsi di un invidiabile record, quello di aver sempre registrato numeri in crescita in un periodo storico in cui la media italiana, ma anche i grandi stati esteri, hanno sempre patito un calo nel numero degli iscritti. Anno dopo anno è costantemente aumentato il numero delle nuove matricole, dalle 17.000 del 2015 alle 22.000 del 2020. Gli iscritti complessivamente sono rimasti quasi costanti grazie a una significativa riduzione del tempo impiegato per conseguire la laurea. Il 58% degli iscritti oggi si laurea nel tempo previsto dal corso e l'85% al massimo entro un anno ulteriore. Sono stati istituiti 39 corsi di studio, 17 triennali, 19 magistrali e 3 a ciclo unico, e di questi 17 sono in inglese, un'evoluzione che ha permesso al Bo di registrare una crescita esponenziale degli studenti stranieri. All'inizio del mandato di Rizzuto erano 250 quelli matricolati, mentre oggi se ne registrano 1400. Ieri erano l'1,3% del totale, oggi quasi 5 volte tanto, con picchi del 19% nelle lauree magistrali. Il sostegno alla ricerca è stato garantito con altri ampliamenti
finanziamenti di investimento. Il dottorato oggi registra 494 borse bandite per ogni ciclo, soglia che somma alle 180 della dotazione nazionale, le 69 finanziate da bilancio d'Ateneo, le 213 sostenute da finanziamenti di enti esterni e le 32 dei dottorati industriali e di alto apprendimento. Ma negli ultimi 6 anni l'Università di Padova è cresciuta, anzitutto anche nel suo capitale umano. Il rinnovo del corpo docente, che oggi supera le 2300 unità, si è concretizzato nell'assunzione di 678 ricercatrici e ricercatori e nell'arrivo di 40 docenti ordinari e 92 associati esterni, garantendo internamente anche la progressione di carriera per 200 ordinari e 333 associati. Numeri a cui si sono uniti i grandi cervelli di ritorno, richiamati in Italia grazie al progetto Brain Gain. I 20 vincitori dello European Research Council, più i 40 docenti provenienti da istituzioni estere, e anche il personale tecnico-amministrativo ha registrato un balzo corposo, 802 i nuovi assunti e 3.500 le progressioni economiche. Con un occhio sempre rivolto al welfare, dall'asilo nido di Ateneo all'istituzione di un conto welfare individuale per il personale, all'incentivazione della parità di genere nei reclutamenti. Misure di sostegno che ovviamente non si sono risparmiate nell'impegno in favore degli studenti. L'Università di Padova oggi finanzia direttamente le borse di studio per quegli studenti non coperti dai fondi nazionali e regionali per quasi 5 milioni di euro. Sono cresciuti i servizi, nuove allo studio, il night bus per un trasporto sicuro nelle ore serali, senza dimenticare il primo sportello per studenti stranieri aperto pochi giorni fa con la questura, caso unico in Italia. E tutto questo nonostante quanto avvenuto nel 2020, perché è imprescindibile sottolinearlo, tutti questi risultati hanno saputo resistere, se non addirittura fortificarsi, dopo lo scoppio del coronavirus in tutto il mondo. L'Università di Padova ha mostrato subito al mondo le enormi potenzialità della sua ricerca scientifica. Lo studio di Vo Euganeo ha svelato all'intero pianeta il ruolo degli asintomatici nella trasmissione del virus. La medicina universitaria ha registrato un tasso di guarigione dei pazienti ricoverati per Covid vicino al 90%, superiore a tutti i più accreditati centri di riferimento. Il tutto in un ospedale che, è bene non dimenticarlo, era già punto di riferimento per le malattie rare, nonché primo ospedale italiano per trapianti di rene, pancreas e cuore. Il Covid però ha portato anche ad una crisi educativa ed economica che il Bo ha saputo subito affrontare. All'alba del primo lockdown, in una settimana tutte le attività didattiche sono state trasferite su piattaforme telematiche, con 3.000 insegnamenti e 40.000 studenti connessi ogni giorno, e una sessione estiva che ha registrato 100.000 esami e 2.000 sedute di laurea a distanza. Prima di tornare poi ad una quasi normalità nel settembre 2020. Da allora tutte le aule dell'Ateneo hanno telecamere e microfoni e la didattica è diventata duale. Il Bo ha garantito però nuove misure di sostegno ai suoi studenti, la riduzione della tassazione, la connettività gratuita, i contributi per trasporto, affitto e dispositivi tecnologici per le famiglie con ISEE più basso. Ma la pandemia ha trovato in prima linea l'Ateneo anche in termini di prevenzione. Da ottobre 2020 ogni 2 settimane più di 5.000 elementi del personale si sottopongono al programma di monitoraggio dei contagi con i tamponi salivari e in Ateneo non si è mai registrato alcun focolaio, mentre da marzo di quest'anno oltre 6.500 elementi del personale sono stati vaccinati con un sistema organizzato e gestito in autonomia. E i risultati, in conclusione, si misurano quando è il momento di tirare le somme. L'Università di Padova oggi è una delle 4 e l'unico grande ateneo nella fascia A nell'accreditamento periodico dell'ANVUR e per la qualità della ricerca ha conservato il primo posto tra i megatenei. 27 dipartimenti sono stati inclusi tra i 360 selezionati come eccellenze dal Ministero, ben oltre il valore massimo di 15 per ateneo ammessi alla valutazione. E anche nelle valutazioni internazionali Padova ottiene risultati sempre più lusinghieri. Nel database di Nature Index l'università è al terzo posto tra le istituzioni italiane, dopo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il CNR. Nella classifica QS passa dal 338 al 216 posto, nella classifica del Center for World University Rankings dal 184 al 165 e nel Best Global University di US News si posiziona al 114 posto a livello mondiale. Un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale e che è proprio lì, a portata di mano, di fronte a noi e calata nella vita quotidiana del territorio che la ospita. Potremmo chiudere la trasmissione qui, cosa dice? Tutti i dati ci sono? Ci sono tutti, abbiamo mancato qualcosa, perché aspetti, poi un altro servizio sulle infrastrutture dell'università da quando lei c'è. Non l'abbiamo messo assieme perché altrimenti durava una vita, mica poco quello che abbiamo visto. Sì, è stato fatto molto, ripeto. E l'ho visto che l'ha osservato con una bella espressione, lo posso dire, insomma sono vecchietto anch'io ormai, l'ho visto una bella espressione nel vedere questo servizio.
Ma sa, come sempre, i bilanci sommano ciascuna delle attività che ricordi perfettamente, per le quali hai lavorato e che tu, quando succede, vedi come singolo episodio. Quando poi alla fine li metti tutti assieme, fai un bilancio, quindi ti rendi conto... Si può dire un bel casino simpaticamente, giusto? Sì, sì, sicuramente, ma nella direzione in cui volevamo andare, che è quello di essere una istituzione di formazione e ricerca, formazione per sempre più studenti perché trovino la loro strada nel tempo più rapido possibile, di essere collocati a livello internazionale e quindi avere la capacità di accogliere quegli studenti internazionali in numeri significativi che arricchiscono i nostri e creano legami col territorio. E tutto questo è successo, tutto questo richiede tempo. Il numero che ha mostrato, di cui sono molto orgoglioso, degli studenti internazionali, non ci abbiamo mica messo un anno, perché dai 200 siamo passati a 250, poi a 400, per arrivare alle 1400 matricole di quest'anno. Bisogna insistere, perseverare, mostrare quello che sei in grado di dare e poi la reputazione cresce, e poi sempre più studenti verranno. Quindi devi avere visione, impegno e perseveranza. Senta, in tutte queste cose che abbiamo visto, qual è quella, ha già detto praticamente, è stata la più faticosa, la prima domanda, poi la seconda, questa pandemia mi ha impedito di svolgere il lavoro completo oppure comunque è riuscito a completarlo? Credo che come tutte le istituzioni di questo Paese la pandemia è stato un grande shock e probabilmente oggi ci voltiamo, dice, se non ci fosse stata, certo se non ci fosse stata sarebbe stato un altro mondo, avremmo potuto continuare con più facilità ad operare, ma anche rispondere a un'emergenza, anche riuscire a non rallentare le attività che avevi programmato e mettere in sicurezza l'azione quotidiana di chi lavora all'università, dei nostri studenti, io credo che sia stato un grande successo. Noi viviamo di normalità e viviamo di difficoltà che non ti aspetti. Succede nella nostra vita ha periodi di normalità e poi l'imprevisto, il dolore che non ti aspetti, devi saper gestire anche quello, quindi sia nella normalità che nell'emergenza tu hai bisogno di avere compattezza e una grande università e noi i risultati li abbiamo ottenuti perché siamo una grande università in tutti i suoi saperi e in tutte le sue persone. Certo. In questo passaggio, in questa pandemia, sembra un controsenso, però proprio nel bilancio dell'università è uscito che avete fatto un utile di 13 milioni di euro, ovviamente avete ricevuto dei fondi per via di quello che è successo e tant'altro. Io non avevo mai pensato che in questo periodo addirittura l'università ne fosse uscita con un bilancio così positivo. Ma intanto noi siamo sempre molto oculati, attenti nello spendere. Siete col braccino corto? No, braccino corto no, ma abbiamo la responsabilità di essere un'istituzione pubblica che ha il denaro pubblico e quindi non abbiamo lesinato, penso ai 600 ricercatori che abbiamo assunto, 600 persone giovani, è stato un atto di coraggio ed una spesa significativa. Quando c'è da spendere, spendiamo con tutta l'ampiezza che serve, però ricordandoci che c'è un bilancio da preservare. Io ho l'orgoglio di dire che chi mi succede riceve un bilancio perfettamente in ordine certo. e potrà impostare le sue politiche anche perché credo sia sui di bilancio. 580 milioni più o meno, mi aiuti e mi corregga se dico qualche numero errato. Sì, questa è la cifra. Cioè l'azienda più importante di Padova, insomma, in parole povere. Siamo l'azienda con un bilancio importante e tenga presente che oltre al nostro bilancio di gestione c'è un indotto, quindi noi abbiamo anche la responsabilità di funzionare perché l'attività dell'università significa anche benessere per la città, benessere per il territorio. Chiaro che quando è arrivata l'emergenza e lo shock noi ci siamo accorti che avevamo delle spese obbligate, pensi a cosa sono state le spese di sanificazione, tutta la gestione della sicurezza ha un costo e su questa
Su questo abbiamo speso moltissimo, perché ovviamente volevamo, e come mi fa piacere che abbiate ricordato, che non abbiamo avuto focolai insorti dentro l'università perché c'è stata una grande attenzione alla sicurezza. Abbiamo avuto dei fondi dedicati su questo, ma abbiamo anche avuto purtroppo delle spese ridotte. Il periodo del lockdown, il consumo elettrico è andato giù, quindi ecco, se facciamo il bilanciamento delle spese, pensi ai viaggi, le missioni all'improvviso sono scomparse, non c'è stata più una missione né di personale docente, personale non docente, studenti. Quindi quando noi abbiamo fatto, sempre avendo grande attenzione al bilancio, perché di questo eravamo preoccupati, la valutazione finale di una serie di cambiamenti non attesi, abbiamo avuto un utile e abbiamo già previsto come investirlo. Tu come visto? Ovviamente il braccino conto è una battuta che si usa amichevolmente, che perché con lei ho un bel rapporto, quindi mi permetto anche di andare al di là della professionalità che mi dovrebbe competere. Ma a me fa piacere questo commento, perché lo prendo come un complimento, nel senso, se il braccino corto è non spendere, no, noi non abbiamo il braccino corto, ne spendiamo. Sono d'accordo con lei. Se il braccino corto vuol dire avere la responsabilità di essere un'istituzione pubblica e quindi avere un'attenzione che non avresti con le tue economie personali, era più giusto dire parsimonioso, va bene, mettiamola così, giusto? Responsabile perché gestiamo soldi che sono dei cittadini. Di tutti quanti. Poi ho tante cose da chiederle in merito. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco.